per di ma faccio suono, non ci vicino mai perché, bocca cavata non la donna, non so sti bocca in ora te chiama e non rispondo, bocca di schietta mi c'ha così a una mezz'ora, non ce la sa mai più, manca l'ora, scudè siderie te, ma fa paura, amba con te, scenda con te, ma non Allora, l'infanzia di Mario Abbate. Papà è iniziato giovanissimo, 7-8 anni con la compagnia di sceneggiate Cafiero Fumo, e lì è dove lui è incominciato a conoscere il palcoscenico di quelli di una volta, chiodi e tavoli di legno, cantare a quell'età con precisione, perché a Napoli all'epoca chi non sapeva cantare, non cantava, faceva un altro mestiere. Quindi poi dopo qualche annetto è stato scritturato da Sandro Pallavicini e fu l'interprete della settimana Incom, cioè l'orchestrazione della settimana Incom, cantata da mio padre. Potete vedere il video che sta su YouTube. Di questo video si è fatto proprio con l'intenzione di tenere una testimonianza del primo cortometraggio a colori del cinema italiano. Dopo, durante la guerra, dovettero la famiglia di mio padre, che era mio padre, la madre e 7 fratelli, perché poi il padre di mio padre morì per una bomba che colpì in pieno il laboratorio di Materazzi dove mio nonno lavorava, e quindi si trasferirono, furono mandati, sfollarono in Abruzzo, dove è stato lì per qualche anno, 2 annetti, da lì poi la Sicilia, dove fu scritturato per 7 giorni, e poi ci rimase 7 anni, quindi lavorò come sceneggiati alle nuove canzoni, e in Sicilia era famosissimo, infatti a Napoli si parlava di questo giovane cantante che spopolava nella terra siciliana. Nel 1951 poi papà torna a Napoli e registra il primo disco che aveva per titolo questa grandissima canzone, e poi è diventata famosa in tutto il mondo, di Tito Manlio, Anima e Cuore. Subito dopo Chitarra in Napoli, e ancora la famosissima Mala Femmina, che cui papà lanciò, e finiamo una volta per sempre con questa cosa, Rondinella, Abbate, chi l'ha incisa, chi non l'ha incisa. Mio padre è stato chi l'ha presentata, chi l'ha lanciata una fierigrotta al Teatro Augusteo di Napoli nel 1951. Femmina, tu sei una mala femmina, chi scuote fatta piagnere, la crempa mi sa. Femmina, si tu fegge una vipera,
men tutta catalana non posso più cantare. Gli anni 50 sono pieni di successi. Mio padre ogni disco faceva una migliaia di copie per la gioia di Aldo Scoppa, che era il padrone della Vis Radio, una compagnia di dischi molto famosa, gloriosa, perché a quell'epoca vendeva più Napoli che il nord non vendeva niente, era Napoli che vendeva i dischi, non solo mio padre, tutti gli altri, Bruni, Gallo, la Paris, adesso non li dico tutti perché sono tanti. E poi sono 10 anni di continui successi, Tantagiro, Disco per l'estate, Sanremo. Il Disco per l'estate addirittura mio padre arrivò terzo, unica canzone napoletana con 64 canzoni in gara, quindi 63 erano italiane e l'unica napoletana era Stanotte non dormì. Vinse il terzo posto, milioni di dischi venduti, quindi gli anni 50 fino agli anni 60 è stata una cosa spettacolare, perché addirittura all'epoca qualcuno si diceva tra amici me la regali una sigaretta, si rispondeva a fa Maria Abate, no? Perché ritenevano papà un uomo ricchissimo. E in certo qual modo sì lo è stato. Il cinema, papà ha fatto tanti film, tra cui qualcuno che il più recente, come già avevo detto, di Sosta d'Eroe, poi ha fatto Operazione San Gennaro, con Nino Manfredi e altri attori di livello mondiale, e ha fatto ancora altri film come Accadde al commissariato. Senta, raccontate voi come sono andate le cose. Signor commissario, ci hanno fatto una vera porcheria. Siamo in mezzo alla strada. E anche i digiuni. Si vede. Zitto tu, non vorrei che il signor commissario equivocasse. Noi non siamo venuti qui A chiedere l'elemosina. Siamo degli artisti. E che artisti? E vogliamo giustizia. E pane. E questo ci vuole. A nome dell'orchestra. Un momento con questa orchestra. Sta zitto sto cuore ma può sospirare, a bocca più bella va sa, e dinda sto mese ma voglio sposare e canta la felicità. Perché tende sta fredda in te pena, dimane tornerà cimma va bene, cimma va bene. Uè, sulla lettare dei giardini, dischiude amor tutti i balconi, fra tanti barche e concertini, ogni vela bianca specchiasi nel mare. Uè, capo silli pochina, venite o musici o poeti, da questa loggia che la vita rinderemo all'incantesimo del mare. Mia Napoli dipingerti non può, la musica cantare sol ti può. Da faccia vero brare, le purpe braccia, I festival papà ne ha fatti tanti, li doveva vincere altrettanti, però non è stato così. Addirittura canzoni che non entravano nemmeno in finale, perché così andava la storia dei festival.
Ed ora direi di cominciare con il primo cantante di questa sera. Innanzitutto vi diremo il titolo della canzone. La canzone si chiama Lacrime e gli autori sono Palomba e Alfieri ed è il canto di un uomo disperato rimasto solo, per il quale l'unica compagnia è una lacrima d'amore che gli scende lungo le guance. L'orchestra sarà diretta dal maestro Giacomazzi e il primo interprete è Mario Abbate. Così sola, io non soffriria così, ma l'aria è tutta un profumo che non c'è sta, o vento canta per chi resta, mai per chi va. Ma quando mi ha lasciato io sono sconosciuto, che guardo in cielo ma non vedo sole. Caccia dentro cuore, non mi resta niente più. Il brano era un po', diciamo così, dal mio punto di vista, oggi dove sono passato tanti anni, troppo delicato, troppo poetico, però tutti e due artisti, devo dire, la cantavano in un modo commovente. Così sola, io non soffriria così, così. Lacrima, oi lacrima. So per te, che notte e giorno passa vita sospirando e mi dice sospirando ma so schiave d'amore, io da tua vita e io mi dai veleno, e il giorno di spazzava sembra si catena, ma dopo un'ora schiava d'amore. Iniziamo con Innamorata buciarda di Chiarazzo Ruocco, con l'orchestra diretta dal maestro Carlo Esposito e la tela del pittore Vincenzo Sguro,
Interpreta questa canzone Mario Abbate. Asciutta la stella chi sto chiusa ma donna di bugia come me Mario era un signolo di Napoli, il vero menestrello d'amore, e con la sua voce dolce e carezzevole era capace di qualsiasi canzone affrontare. Ha già saputo che può ben andare, ma chi non ti può pierde ancora tempo come te e finge quando stai in braccio a me, innamorata bugiarda, ci pensa songhia, ma songhia che lascia a te. Arriva e parte, nato 110 e sto qua. L'ufficio si socchiuse, a notte scende a gente va. Che 7, l'8 e 9, una fermata obbligatoria. E prega e mi dispera, una fermata obbligatoria. Ad ogni sera. Da un anno e mezzo m'aspetta, t'aspetta. Dimmi come ritorna a casa, come torna senza te. Dimmi come la rapa porta se non sai insieme a me. E come la piccia luce, si non luce pure tu, come taglia, come scende quando tu sei tu. Come faccio a t'abbracciare, come faccio a m'addormire, chi mi scende senza te, o profumo do caffè. Ah, perché per una calunnia può distruggere una storia, chi non torna, io me ne muoro, a una fermata L'esperienza del Festival di Napoli, quando ho partecipato anch'io, è stata una bella esperienza perché feci una canzone in coppia con mio padre, aveva il titolo di Fermata obbligatoria, la cantai in coppia con papà e l'autore era De Crescenzo, il famoso De Crescenzo di Luna Rossa, Malinconico autunno, eccetera. E poi feci anche una canzone con Nunzio Gallo che si chiamava Una rosa e una bugia. Ah, perché fa una calunnia può distruggere una storia, chi non torni a memoria, a una fermata obbligatoria.
Un festival sì, però l'ha vinto con Coro Napolitano, perché quell'anno gli venne l'idea all'organizzazione di dire chi vende più dischi vincerà il Festival di Napoli, e mio padre, come al solito, vendeva molti dischi e vinse il Festival di Napoli. Però l'anno successivo dovevano parlarne, non ne parlò nessuno, nei giornali né niente. Papà poi era un tipo che a lui importava cantare, cioè a lui non importava tanto vincere, a lui importava cantare ed essere amato dal popolo, perché lui amava il popolo. Come si bello il cuore napolitano, canta, sospira e piagna di te canzone, e non ti scorda mai pure si vai lontano, che prima amore tuo si chiama Napoli. Come si dolce il cuore napolitano, come gli innamorati si sempre tu, e Napoli e te canzone, come si bello il cuore napolitano. Si dolce il cuore napolitano, come gli innamorati si sempre tu. Musica di Mazzocco, dirige il complesso Luigi Vinci, canta Mario Abbate. Mamma quella che vuoi, indifferentemente. Uno in particolare lo voglio raccontare, la storia di Indifferentemente, la conoscete quasi tutti, che prese il secondo posto con il pubblico in piedi in sala, mentre vinse Claudio Villa con le canzoncine che hanno dimenticato tutti. Yammi a cavallo con Succiarello, non mi ricordo nemmeno il titolo. Comunque questa canzone non vendette nemmeno un disco, e invece papà insieme a Mario Trevi, insomma, spopolarono quell'anno e dovevano e meritavano veramente il primo posto. Ma a Napoli si sa, vivono gli angeli e vivono pure i diavoli. Beh, che dire, sono tutti e due dei grandi artisti che hanno fatto parte e ancora fanno parte dell'alta nomenclatura della canzone napoletana. Parliamo di due artisti che un giorno decisero di cantare insieme Indifferentemente, una canzone che credo sia stata in qualche modo, ha avuto in tantissime versioni, in qualche modo insomma ha girato il mondo, è stata una delle canzoni effettivamente più belle che Napoli abbia potuto sfornare dal dopoguerra ad oggi. Parlare di Mario Abbate, ma Mario Abbate è stato il più grande amico mio, grande uomo, grande artista, grande cantante, tanti che hanno cantato delle belle canzoni insieme anche ai festival di Napoli. La prima è stata Lacrime di Palomba e di Alfieri. Siamo stati sfortunati perché non è entrati in finale, ma ci siamo rifatti con Indifferentemente che abbiamo vinto il secondo premio. Per la verità vinse Yammi A con Claudio Villa e Maria Paris, però il pubblico decise che questa qui doveva essere la canzone del primo premio, tanto che è diventato un classico mondiale, che la cantano ancora tutto il mondo, tutti. Perciò noi diciamo grazie a Mazzocco che l'ha scritta, grazie a Martucci e grazie all'edizione Canzonette che ebbe fiducia in me e Mario Abbate nell'affidarci questa bella canzone. Indifferentemente ha due versioni, forse questa è stata la bellezza di questa canzone. Ha una versione di Mario Abbate moderata,
misurata, essenziale, con questo filo di voce, quindi molto più intimista. Invece ha un'altra versione molto passionale, con un arrangiamento di forza, di potenza, e che è arrivata anche al cuore, diciamo, proprio dei napoletani più sanguigni, cioè quella di Mario Trevi. E forse probabilmente questa chiave, con queste due voci completamente diverse, con queste realizzazioni tutte e due completamente diverse, hanno fatto sì che la canzone arrivasse a tutti, veramente a tutti, ed è stata questa, credo, la motivazione principale per cui indifferentemente poi ha spopolato non solo a Napoli, non solo in Italia, ma nel mondo. E a te Mario un bello bacio, ciao! E indifferentemente io perdo a E sono va contenta con cucchiera, sto cuore che si è fatta forastiera. L'estero, papà ha fatto infinità di tournée, è andato all'estero per tantissimi anni, credo per 20 anni, andava negli Stati Uniti, Canada, è stato in Russia, è stato in Giappone, è stato in Australia, in Europa, qualche capitale l'ha fatto, Parigi, insomma ha girato il mondo, lungo e largo, quindi tournée moltissime. L'estero è stato un punto importante perché ha incominciato a conoscere anche la gente, gli italiani all'estero, anche quelli non napoletani, chiedevano la canzone napoletana. E quindi questa è una cosa molto importante. E non sa fa capace sto cocchiere, si chiagno cor non è forastiera. Sesta canzone in gara, A Madonna del Rose, di Di Maio, Perugini a Campora. Dirige l'orchestra il maestro Carlo Esposito. Ve la propone un professionista dalla voce melodica, dalla voce calda, sempre presente ai festival napoletani, il mio caro collega Mario Abbate. Io per me credere che mi vuoi bene, che tu mi vuoi bene, inganno a me stessa cucciendo bugie, cucciendo per te. E la verità che non si più da mia, non la voglio sapere, non la voglio è come una camora, a volte ne mai cara malattia, e si lo santa sciannessa cielo per sanare sta malattia, e sta breve che tenga te, io la dicessa no.
io tengo cuore e tu non tieni cuore, io prego sempre e tu non sai. La vera fine del festival dovete chiederlo agli autori, qualcuno è ancora vivo. Allora, incominciamo a dire subito che il Festival di Napoli ha avuto una durata dal 1952 fino al 1970 ed è stato svolto regolarmente. L'ultima edizione fu fatta nella piazzetta di Capri, come tutti ricorderanno. Nel 1971 invece il Festival di Napoli non si fa. Non si fa perché alcuni autori vengono a scoprire che i plichi delle canzoni che erano state inviati alla commissione Salvatore Di Giacomo, quindi anche alla Casina dei Fiori, quindi parliamo del quartier generale dei giornalisti napoletani, non erano stati aperti e purtroppo il problema fu che molti di questi grandi autori vennero esclusi dalla manifestazione e questo causò una protesta legittimissima. A capo di questa protesta mi pare che ci fosse Acampora, Somma, ma c'erano anche tantissimi altri autori, c'era Terrano ad esempio, e successe che in effetti questi plichi vennero scoperti all'interno di un magazzino completamente sigillati, quindi come aveva fatto la commissione a scegliere quelle canzoni se non aveva aperto mai i plichi? Nella prova al mattino facevamo una prova regolarmente, provavamo le canzoni. Io dirigevo un sacco di cantanti, adesso non ricordo né Mario Abbate, praticamente tutto un filo. Quando ritornammo il pomeriggio, perché poi per prepararci per la sera, torniamo già vestiti da serata, insomma, dello smoking. E vedemmo un fatto strano, che si ritiravano le telecamere. Da questo fatto cominciò un mormorio, una cosa che sta succedendo, e praticamente ci dissero che il festival non si faceva. Allora apriti cielo, quello che è successo fu una cosa terribile. Non si sparò, perché corsero i carabinieri. Io ho visto un carabiniere addirittura per terra, sotto i piedi degli autori. E praticamente capimmo subito che il direttore della RAI non volle assolutamente far partire questo festival, perché c'erano stati degli autori che avevano detto che si erano fatti degli imbrogli e avevano portato delle prove. Praticamente questa fu la questione, ma fu una cosa tremenda. Non si sparò, però certe minacce, certe cose furono fatte, insomma. Fu una cosa molto seria. E allora, per una questione anche di minacce a suo tempo, che gli autori fecero di dire il festival non ve lo facciamo fare, e prima la RAI tolse le telecamere, ma sempre con il discorso che il festival si sarebbe potuto fare, ma non ci fu da parte, diciamo, del procuratore all'epoca, se non ricordo male, il procuratore Grog, diciamo l'assenso a fare questa manifestazione, per cui lo spettacolo del Festival di Napoli, così glorioso, così fortemente sentito dalla popolazione, morì definitivamente a causa di 3 situazioni. La prima, ovviamente, questa scorrettezza da parte degli organizzatori e della commissione, che non ascoltò e non aprì i plichi, quindi senza ascoltare le canzoni. La seconda fu da parte della RAI, che, visto, diciamo, a questa sorta di maretta, decise di attuare l'oscuramento delle telecamere, e la terza fu quella del procuratore Grog, che decise che la manifestazione non poteva essere fatta a queste condizioni, perché c'era un problema proprio di pericolo pubblico, insomma, in qualche modo. Con mio padre non c'è niente a che vedere, perché quella cosa che lui fece fu nel 73 ed era le nuove canzoni di Napoli. E quella capita nel 1973, quando mio padre, per motivi personali, con l'allora direttore, diciamo, artistico della manifestazione, che era Geraldo Bovio, figlio di Libero, viene escluso inspiegabilmente
da un punto di vista artistico, molto spiegabilmente invece da un punto di vista personale. C'erano stati degli attriti e forse probabilmente all'epoca il dottor Bovio decise di escludere la manifestazione. Mio padre disse che il festival lo poteva, cioè si sarebbe comunque potuto fare, ma lui avrebbe fatto una legittima protesta. Dal sorrisetto che fece Bovio, lui andandosene disse vabbè, lo faccio veramente, e fece questa protesta. Cioè cosa fece? Entrò nel pulmino della RAI, si affacciò all'oblò della RAI e disse a tutti i presenti, si chiuse dentro e disse a tutti i presenti la manifestazione non si fa, quindi andate via tutti perché tra poco salterà in aria la manifestazione, salterà tutto in aria. Il problema è che non avevano capito che lui alludeva alla manifestazione, ma non che avesse una bomba, chissà. Infatti quando poi esce, perché il festival poi lo fa fare, non è che lo blocca, il festival viene fatto comunque in ogni caso. Finita la sua protesta, nell'andar via, in pratica viene fermato da un commissario che all'epoca si chiamava Petruzzi, e questo commissario nel perquisirlo si accorse che lui non aveva altro che un pacchetto di sigarette, e mio padre tranquillamente fu rilasciato e se ne tornò a casa fumandosi la sua ultima sigaretta di quel pacchetto. T'ha già voluta bene come voluta bene a me, ma non sa mamma più, ma è foto tu, distrattamente pensa ma non sa mamma più, ma è foto tu, distrattamente Poi gli anni 70 e gli anni 70 lo sapete tutti, insomma la canzone classica che era un articolo esclusivo è diventato un articolo di massa, no? Sapete tutti in quegli anni quello che è successo con la sceneggiata, con le canzoni napoletane belle, si incominciò a trascendere un po' e le canzoni andarono in quello che piaceva al pubblico in quel momento, le canzoni di Mala. Quindi non voglio parlare nemmeno degli interpreti di quell'epoca perché mi farei dei nemici, io sinceramente nemici non ne voglio. Oggi è una giornata bellissima perché presento sto libro, ma lì nel libro sì c'è scritto tutto, nomi, cognomi, tutto cose. Poi Radio Olimpia è stata un'idea di mio padre, era l'epoca delle radio libere, mio padre metteva una radio, lavoravo io, mio fratello Rino, mio fratello Massimo, avevamo tutti quanti un programma, ebbe molto successo la Radio Olimpia, addirittura era la terza radio libera a livello nazionale. Poi si ammalò papà, quindi ammalando papà il perno principale cominciò a ballare quell'impero che avevamo creato con la radio, perché è una radio che trasmetteva solo canzoni classiche, canzoni con interpreti validi, e non seguivamo quell'altra scia che invece facevano film di cassette e sceneggiati, poi è inutile parlare, andiamo avanti. E quando mamma piange sola, io la accarezzo e la faccio compagnia. Com'è bella, una lettera di Natale in una cella. Senti Roberto, volevo dirti una cosa. Sì. Siamo qui per ricordare papà. Dai, che cosa ti ricordi di Mario Abbate? Mio grande amico,
che io stimavo moltissimo, e come cantante e come amico. E quindi la sua scomparsa veramente mi dette un grande dolore. Voglio ricordare Mario in un momento bello, mi ricordo quando facevamo le famose feste di piazza, perché si facevano anche allora, e quando ognuno di noi aveva 3, 4, 5 feste, siccome io e Mario, se si arrivava insieme lì dovevamo fare il conto con chi cantava prima e chi cantava dopo, e siccome avevamo altre feste, e allora c'era subito, avevamo sempre l'impressione che qualcuno volesse fregare l'altro. Allora se io vedevo la macchina di Mario avanti alla mia, perché qualche volta ci incontravamo, questo è capitato per andare una volta a Pozzuoli, io stavo in macchina, lui stava davanti a me, Mario. Allora io l'ho visto piano piano, l'ho visto, l'ho buggerato e sono andato via. E lui la volta successiva l'ha fatta a me. Insomma, la cosa bella è chi arrivava prima, sono arrivate prima e canto prima io. Oppure se arrivava prima lui doveva cantare prima me. Però senza aspettare. Tra di voi c'erano anche favori. Mario, mi fa prima chiaro, a me perché è vero, a volte capitava. Però ognuno di noi diceva no, perché tengono di 7 cose, aumentavamo, capito? Con tanto amore questa canzone t'ha già dedicata, con tanto amore questa canzone torna ad abbracciare. Ritorno alla sceneggiata, papà fece l'ultima sceneggiata che lui ha presentato, ed è l'ultima l'ha presentata a Palermo, è stata Con tanto amore, ed è stata una sceneggiata che ha avuto molto ma molto successo. E lui ha fatto l'ultimo suo disco, è stato il 33 giri, che poi è stato venduto quasi, parlano di 70.000 copie con, vabbè no, queste non parlano, questo è vero, 70.000 copie con la RCA, e poi anche i dischi pirata, che si sono addirittura venduti il doppio, ma ancora oggi si vendono le cassette di Con tanto amore. Nelle bancarelle le trovate. Allora, questo è il libro di Babbo che io ho scritto, ci ho messo 4 anni a scriverlo. C'è la storia di mio padre che inizia da bambino a finire ai 53 anni, quando poi è dovuto andare a cantare al cielo e quindi ci ha lasciati. Ma la sua discografia è enorme, quindi parliamo di 2000 incisioni. Quindi papà è vivo, poi i napoletani veri, quelli che amano la canzone napoletana, non lo hanno mai dimenticato. Quindi questa è una testimonianza, scritto da me. Non ho scritto tutto, perché se questo libro va bene si scriverà, avrà un seguito e potremo scrivere anche il secondo volume. Grande padre. Grande artista, grande padre. Papà ci ha insegnato molto, non solo artisticamente, ma umanamente. Ci ha dato molto, ci ha dato tanto cuore, e noi questo cuore ce l'abbiamo e lo offriamo a Napoli per questa meravigliosa città che è stata la capitale mondiale della musica quando erano i vecchi albori. Da Mario Abbate, Sergio Bruni, Mario Trevi, Nunzio Gallo, ma che ne parlammo a fare. Purtroppo c'è stato un vuoto, io spero che si possa ricolmare questo vuoto perché ci sono dei giovani talenti molto bravi, cantanti napoletani e degli autori veramente eccezionali, giovani autori che ti fanno delle canzoni che sembrano scritte tanti anni fa. Che mi fa sta fantasia, sentenne il radio libero cantare, annanzi all'occhio Cana Maria, una compagnella tanto tempo fa. Pronto? Vorrei fare una dedica. Dicite. A chi ha voluto dedicare? A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che ci sta. Con tanto amore
t'aggia dedicata con tanto amore, questa canzone torna a t'abbracciare, che fa il tempo passa e stanno vela dei ricordi, quando i ricordi fanno dolce tutti i suoni, che fa che il tempo passa. Quest'anno mio fratello sta riportando il festival e per noi è un orgoglio, un grande orgoglio riportare il Festival di Napoli, che era una cosa che a Napoli mancava. Tanto io posso dire che nel rimettere in piedi il Festival di Napoli, cosa che sto facendo da 2 anni, quest'anno io ho voluto proprio mettere come sigla Indifferentemente, un bellissimo arrangiamento di Antonello Gascone, e tutti i ragazzi più bravi, i più grandi talenti che abbiamo già a Napoli l'hanno interpretata. E oltretutto c'è anche l'orchestra del Conservatorio, che è storica, il Conservatorio di Napoli di San Pietro a Maiello, quindi è una bella cosa, veniteci a vedere, che è una cosa molto 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 bella. Ci saranno delle vecchie glorie del festival in giuria e a parte anche qualcuno che si esibirà sul palco. Chissà, non si felice, ho trovato vero amore, sì, ma l'amore incatenato che sti cuore, chissà, con tanto amore, che sta canzone t'aggia dedicata, con tanto amore, questa canzone torna a t'abbracciare. Comunque vi ringrazio assai a tutta Napoli e a tutti quelli che hanno voluto bene aiutare e che gliene vogliono ancora. Grazie. Chissà, non si felice, ho trovato vero amore, sì, ma l'amore incatenato che sti cuore, chissà, con tanto amore, che sta canzone t'aggia dedicata, con tanto amore, questa canzone torna a t'abbracciare.